Boh, dovrebbe vedersi. Boh, praticamente allora questo è un post di pace e bene. Guardatevi che anno è. 3-4 ottobre 1988. Praticamente ha 35 anni questo post qua. Pensa tu. Beh, qua siamo su una ex colonia praticamente abbandonata, tenuta anche abbastanza bene. Non so se si vede dal telefono più che altro, perché appunto d'altronde ho solo la torcia del telefono purtroppo a questo giro. E vabbè, abbiamo fatto le stanze su di sopra, adesso siamo scesi di un altro livello. Qua è sempre lo stesso post, anche questo, sì. Se può. Qua, c'era il camino, qua guarda. Eh sì. Qua c'è il camino. È rotto. Mercurio crolianche. È rotto. Sì. Già. Qua c'è quelle posate di plastica, guarda. Una. No. Sono conservate, sono Sì, un po' intatte, sì, infatti. Qua c'è un cerino, qua va che gran cammino che c'era qua. Oh Mario, ma c'era lì su di sopra due pezzini, hai l'accendino dietro. Cazzo, ti fai il fuoco qua? Te lo appicchi? Perché? Tanto qua... Che te frega? C'è la canna a fumare che tira qua, Qua c'è anche la carta, qua guarda. Allora, qua c'è... Allora, prima di ritornare al Padre, Gesù dice ai suoi amici: io sono con voi fino alla fine del mondo. Matteo 28:20. E rifletti. Sì. Non lo so. Ma può essere. Come anche può essere tracce di pomodoro. Non lo so. Può essere tutte macchiette, ma sono macchie troppo strane, macchie troppo, vedi, sono troppo omogenee tra di loro, vedi? Sono troppo... Andiamo di qua e poi andiamo di là che c'è un'altra stanza. Ah sì, guarda, là la vedo. Ecco, siamo su un posto a oltre 1000 metri di quota, se non dico dove siamo, però... Questa è la mia prima esplorazione che facciamo di notte praticamente. Io e il mio amico Ale. Monte di Mare, 95. Dopo ripartiamo Monte di Mare al primo torneo di calcio. 30 settembre 1995. Oh, guarda, dall'11 settembre anche 95 al 30 settembre 95 sulla piazza polivalente di via Milano, Monte di Mare. Numero massimo delle squadre partecipanti 24, data ultima iscrizione 2 settembre 95, sorteggio girone consegna regolamento 5 settembre 95, quota di iscrizione 150.000 lire più 50.000 lire di cauzione. Oh, era tanto, però, accidenti. Del 95 che qua questo, ragazzi. Incredibile. No, guarda. Oh, però va che per essere abbandonato da 30 anni qua oltre è tenuto bene questo luogo, veramente molto tenuto bene. A parte un po' per terra perché si sa i vandali hanno spaccato il piastrello, hanno spaccato il vetro. Qua questa roba. Non so se è un calendario, non so. No, pare i fogli della mensa, secondo me, quelli che metti per mangiare, no? Qua hanno smontato gli interruttori, guarda, per rubare rame, magari il solito. Perossido di idrogeno, questo è l'acqua ossigenata. Sì. Sì, ma sarà quella a gasolio, penso, no? No. Vabbè, qua ci sono cartoni, là ci sono cos'è, pare roba di... cosa sono, vestiti, stracci.
Ah, però anche come dicevo, come umidità non è neanche... Ma se tu non usa nessuno, se mi non mi qualcosa. Ah sì sì, prendilo pure tanto. I fiori. Vabbè. Qua ci sono altri due letti qua, loro signori questi anche fatti di legno anche, mentre dall'altra parte hanno letti proprio di classe di poveri. Qua invece già cosa guadagno? Sì. Qua già avere un appendiabiti così. Guarda qua, chissà chi dormiva qua. Qua c'è tutti i documenti per terra, qua. No, il foglio della messa, guarda qua. La domenica, di quando è? 13 giugno 1999. No, nona domenica a tempo ordinario. Ah dai, questi qua me li ricordo bene, questi foglietti qua della messa, sì. 13 giugno 99. Bene, mi sono ancora bene la tenda. La preghiera del Francesco, sì, qua non c'è niente. I riti di comunione. Poi qua cosa abbiamo? Aspetta. Tante carte. Un altro foglio della messa questo, riti di comunione. La messa festiva, settimanale liturgico. Venerdì 16 agosto 15 agosto 1980, addirittura. Questa qua è tutta la scrittura a macchina, vedi, macchina da scrivere. Esatto. Quante carte. No, canti questi, cos'erano? Se può cantà, messa sei grande nell'amore, di Michele Bonfitto, nella chiesa del Signore tutti gli uomini verranno, se bussando alla sua porta solo amore troveranno. Oh, li ho bottomizzato la chiesa, come mai questi pali qua? Non lo so, non li ho visti adesso, guarda. Come mai? Boh. Comunque non mi ricordo che in cucina c'era più roba, che c'erano piatti. Allora, chi non riuscisse a pulire per vari motivi è pregato di avvisare gli animatori, grazie. Tirare piano la catenella. No, io invece la tiro forte. Se può. Ma la stanza è grande questa qua. Sì, hanno fatto bruciare il materasso, i teppisti, sì. Sì, magari per scaldarsi. Sì, ma sanno che si intossicano loro stessi qua, perché la canna a fumare è là. Così non adesso. Ma prendere così qua oggi. Sì, beh, se stufa qua non so, devi... È ruggine, figurati. O Alice, facciamo una pasta e ci facciamo... Oh, ma non si apre mica qua, Ma che duro che è. Ma cazzo. Ma porca miseria, non si apre mica, oh. Mamma mia. Di là o c'è di là? Non so, lasciamo andare. E poi andiamo giù. Sì. Vediamo se qualche entità, qualcuno, magari. Se può. Forse era qua quello che era rimasto intatto. Sì, dentro qui era rimasto intatto qualcosa, mi ha detto che... Ah no, ci sono quelli bicchieri, guarda. Ah sì. Coltelli. Qua c'era un lavandino qua, però hanno tirato via tutto, vedi. Sì, sono quelli intatti. Sono di plastica che spicciocci. Eh sì, è vero. Bacino fuori. Qui la pizza va dentro così senza lavarla. A me. No, però per il resto è tutto È abbastanza. più fresco qui, Ma sì, è vero. Facciamo un ragno. No, guarda come sei qua. Ma ce l'ha. Plastica? Ma ce l'ha anch'io sto qua a casa, uguale. So che è un po' sbilenco. No, che bestia, sti coltelli qua. Ma è messo anche bene questo, Sì, tu lavi in settimana qua lì. No, ma. No, basta lavarlo. Quello è un forno, cos'è sto qua? Sì, sembra. Sì che è un forno, pare. Ci sono i fili collegati lì di corrente.
Qua c'è la cucina, qua, esatto, cucinano tutti con lo Però che sei foglie, da dove arriva le foglie? Da là? No. Che sì, davanti quel vento, se riesce a la finestra. Sì, ma come fai? Ma perché non si parla lì, scusa? Devi dentro, anche i mobili li ho messi addosso. Sì, vabbè, ma una volta che spacchi di là, scusa un attimo. Che domanda, inutile che uno qua chiude qua la finestra aperta, poi c'è anche. Scusa, stavo guardando. C'è di vetro, guarda lì, Guarda la sì. foglia dove cazzo si è messa qua. Sì. Di vetro che ti rivia il colore, c'è una attacca una appendiabiti lì. Quella, ma qua siamo già stati, aspetta. Invece voglio darmi il colore. Dove? No! Ma qua, cosa c'è? Qua c'è la piastra, un piccolo fornello, è tutto abbandonato qua, che roba. Mamma mia, che roba. Cos'è questo? È un mobile, non so dove sia quello lì. Sì, bicchieri di plastica, io non so quali hanno, meglio da spara. Ma cos'è quello lì? Scusa un attimo, non è una friggitrice, che minchia è un forno? No, io lo sto cicadente. I piatti, quelli puoi fare il tiro al. No, belli questi. No. Puoi fare il tiro al piattello così quasi. Guarda Ma cosa c'è qua? C'è un pisciato dentro. Guarda lì. Cucina, guarda. Tutto qua. I piatti intattili. Sì, ho visto, te l'ho detto, facciamo un po' che i fazzoletti per terra. C'è una carta anche, guarda. È un 4 di quadri. Era a Pisa o È un 4 di quadri, Ale, hai visto? Era a Pisa. Sì, hai visto? Ecco, là il contatore. Dove? Là dietro. Con la seggia. Aspetta. Ah, ma no, qua c'è l'impianto elettrico, però no. No, ma non è il conduttore questo, Ale. Questo è l'impianto elettrico, però da. Hanno tagliato le schede qua, hanno tagliato. Batteria, pannelli, carico, ma no. Cosa hai trovato qua? No, niente. Il pepe! Dai, Un veramente? tocco di fumo. Guarda, un tocco di fumo. Mamma mia, ma quante ragnatego ho di addosso? Anche a me non c'è pare, dobbiamo fare la doccia un'altra volta. Sì, ma qua è tutto. Poi voglio andare in fondo qua. Ma guarda che grazie di impianto, con due fili, biticino anche. Tutto così, quei impianti ancora dal dopoguerra. Mio padre mi diceva che c'era la 125 in quegli anni là, e gli impianti erano tutti fatti così, coi fili fuori scoperti. Ma se guarda qua. Finestra. C'è? Sì. E di qua dove andiamo fuori? No, penso di sì, sai. Pure No, di ma sì. dove siamo passati prima qua? Cos'è quello lì? È una batteria quello lì, cazzo? Sì, dei termosifoni. E andiamo giù perché... Come una batteria di termosifone, scusa un attimo. Termosifoni. Ok, l'hai lasciata lì così? Ascolta, andiamo giù quando andiamo fuori dalle qua. Sì, abbiamo finito, ma ci sono anche delle taniche lì. Giù di qua. Qua siamo stati. Sì, qua abbiamo già fatto, sì.
c'è il camino qua. E i fiori. Lo metto qua, quando sono finto. Come ho visto meglio. Sì. Non gli distruggo. Sì, qua qualcuno ha fatto qualche rave qua, perché guarda, mettere le sedie così davanti al fuoco qua ti scaldi. Qua hanno spaccato i vetri, là come al solito. Qua c'è un boiler, guarda anche. Sì. Qua. Iglo, ok, go to bed, ma ecco io veramente iglo, la direzione si la persone e cose. Vabbè, qua andiamo giù qua. Andiamo meno uno qua, C'è qua? Cos'hai preso? Occupato. Io cambio da quest'anno. No, occhiale. Ci sono signori a tele qua. Ah, ma era la cantina questa, dove mettevi il V, c'è il V qua. Sì, Vabbè, occhio i chiodi. Sì, ho visto. Niente, andiamo su. No, ma tu le hai prese perché davanti a te lì, ma non le ho prese, ma le ho sentite dopo, però. Guarda che c'è qui. Guarda che c'è qui. Ragno ballerino. Anche da qua uscivi se non sbaglio, sì. Il battello a vapore 1997. Mamma. Cosa sto qua? È Columbro o è sto qua? No, Disneyland Paris. Guarda, qui dentro c'è una super mega sorpresa per te. Sto qua è Columbro se non sbaglio. Secondo te è Columbro o no questo? Come pare sia lui. Vabbè. Basta, qua abbiamo già. Come sa, uno si può fare anche il fuoco qua. Qua c'è un librettino, una solita birra. Boiler qua da quanti litri non si sa. Sì, tutto antico qua. Qua se uno deve restaurare tutto qua, di spendere a manco, non so, 10 milioni di euro. Mette tutto a posto, mette tutto a norma, figurati. Ma che cazzo? Ma mamma mia. Di qua andiamo fuori, Ale. No, di qua vabbè. Dio. Non siamo entrati di qua, però qua c'è il bosco, però tutto aperto qua, che roba. Qua hanno proprio fatto una violenza inaudita, proprio, hanno spaccato tutto, guarda. Rifugio. Qua hanno spaccato tutto proprio, Sì, siamo saliti da qua noi poi. Beh, adesso non si vede più, però siamo in mezzo qua al bosco, al buio. Questa notte, questa domenica notte. La luna che è là. Ma è sereno il cielo comunque, è strano perché è stata chiamata pioggia oggi. Brutto tempo, peggioramento del tempo, Oddio, qua vai giù qua.
Qua è caduta una pianta, qua. Le ortiche. Beh, comunque il bosco qua è abbastanza non troppo bagnato, nonostante l'acqua che ha fatto. Temperatura di 12 gradi circa. Tutto chiuso. La pianta qua che è caduta, non so se si vede al telefono. Poi illuminare la pianta. No, dritto così. No. Niente, non si vede. Basta, qua esci. Bene, dai. Non posso fare qua. Beh, non siamo arrivati per di qua noi prima, Va bene, dai, concludo qua. Oltre 20 minuti di esplorazione di questo luogo abbandonato. Per la prima volta in notturna. L'amico qui. E ciao da Alberto Albe. Ciao. Ciao. Vai.